Buonasera a tutti, visto TV, il nuovo da Beoie di 20 Battle, adesso mese di Santo Gaini, 2 missa e 20 Kimbe. Bene, siamo tornati a trasmettere da sa sede del Vizi TV, in via Salvemini numero 1, che in Vizi, in Sabarbaggia dei Vizi, in Sardegna. Bene, diamo un'occhiata subito su quello che lo ripresenta a Governo, perché danno chi sanno che ci sono a Vassanne, poi diamo senza lavarlo come un rabbiderete di non sacchette. No, aspettate un attimo, te lo vedo, ecco qua. Poi infatti ecco, le nuvole sono opacche, scoma, custora verso il che però poi hanno un pacco crescente, ma non cuputano adesso tutto, che 8 gradi temperatura massima, 13 gradi la minima. Crasa, sabato, abbiamo calcolato, mezzo calcolato primo manzano, viene la stagione, che poi calcolato dopo, e che incarichi possibilità di abba, cioè siamo su 20%, quindi è sta basalena, e 21 gradi, temperatura massima, 14 gradi, temperatura minima. Bene, vamos verso la cosa di appuntamento e così via, intanto basamento che bisogna parco di Tepilora torna a foreste aperte, quindi chi è alta di partecipare iscata chi bisogna appunto foreste aperte, no, che non va scritto né orario né nulla, vabbè. Este su manifesterio che visita il giornale, però poi al manifesto non ha puiste come non riescono manco l'orario. Va bene, andiamo da innanzi, andiamo in Luvola, questo è per il giorno 0811, 32esima rimpatriata delle vedette, numero Ogliastra. Andiamo a premio tesi laurea, hai preparato una tesi universitaria su BITTI dall'anno scolastico 2022-23 fino a ottobre 2025, partecipa al bando compilando la domanda entro il 15 novembre 2025. Per informazioni sul regolamento contatta la biblioteca comunale telefono 078 41 44 0 Kimbe oppure mail biblioteca crocchedacomune.bt.new.it progetto 13. Andiamo al un attimo che per spiegazione, ma l'abbiamo già lessa l'altra die e poi come lo lasciamo e andiamo invece a Scuola Civica di Musica Mea, comunica che sono ufficialmente aperte le iscrizioni, la monnato tanto al via, chi ha da iscrivere, telefono sul numero 373 727 3191 oppure vi mandate un messaggio. A Galo andiamo poi, la casa comincia a resta de sala fessa che su pranzo, allora sabato 20 Kimbe decche domenica 20 Kimbe, cena comunitaria dalle ore 20, domenica 26/10/2025, messa ore 12 a seguire pranzo comunitario. Nostra Signora Sala Fessa, venerata a Gorafai e Bitti. Andiamo a Saspartita, si sport, abbiamo sul calendario in ocche, l'Ulese 1991, Yokataki Pattala 1974, in avevate scritto ore 20, 24 ottobre ore 20, quindi è notturna praticamente questa cosa, boh. Non comprendo quale sia il motivo, vabbè, comunque. Poi questa partita Silano su Bittese alle ore 15, quindi già l'orario di questa partita sono spostato
a orario diverso, come una salvata, come sono tornato a Strese ed essa Bittese, a Mosinocchio infatti, prima categoria girone C, quinta giornata, Silano Bittese, 26-10-2025, ore 15, stadio Caramarzo, Silano. Bene, vamos innanzi. Ecco qua, avviso di interruzione di energia elettrica. Venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 16:30 alle ore 19, comune di Bitti. Le vie interessate, intervalli dei civici da A, raggruppati per pari o dispari, sono via San Tommaso da 13 a 23, da 13 a 23, 31, 35, 39, 43, da 47 a 53, da 36 a 40, da 40, 48, da 54 a 60, da 66 a 78, 82. Località Chiesa, questo è via San Tommaso, via Muro del Convento, località Chiesa Sant'Elia, di via Delfino Attilio 67-73. E allora questo funziona di allora se comune di Bitti. L'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori. Le vie interessate, intervalli dei civici da A, raggruppati per pari e o dispari, sono via San Tommaso, Custeri, via Delfino 67, 73, 122, 140, via Galileo Galilei, via degli Artigiani, via Pitalis, via Cimitero, via Pertini, località Mazzavoes. Interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Raccomandazioni importanti: durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. L'ascensore non pago, vabbè, via Galileo, calcolo bene. Informazioni utili per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320 204 1500 portando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 83 103 500. Accidenti. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione, poi bollo pubblico e bollo potete allegare chi impazienza. Bene, coliamo sul giornale, dimorite Bad Novoie, Einstein Telescope, adesso è corsa a 3. Analisi scontenta su complottista. Astrofisica, accanto a Sosenatos, a Lula e a Belgio, Paesi Bassi, in campo c'è anche la Germania. Pallavicini dell'Infin narra ampliare il ventaglio di competitor è positivo per la Sardegna. Un altro competitor per la Sardegna, candidato a ospitare l'osservatorio per le onde gravitazionali Einstein Telescope. La corsa a 2 tra l'ex miniera di Sosenato a Lula e la regione Morra-Reno, tra Belgio e Paesi Bassi, diventa infatti una sfida a 3, con l'ufficializzazione della candidatura della Lusatia nella Germania orientale. A guidare il team ET tedesco sarà Christian Stegmann, responsabile per la fisica delle astroparticelle al centro di ricerca di DESI.
tedeschi in campo. Il gruppo di ricerca tedesco procederà da subito con tutte le attività propedeutiche al progetto, studi sul sottosuolo, impatto economico, ricerca di finanziamenti. Come gli altri due siti candidati, inoltre anche il team della Lusatia esaminerà entrambe le geometrie attualmente in considerazione per il rilevatore, quella a triangolo che quella a forma di L. Su quest'ultima punta anche l'Italia. Tra i punti di forza della candidatura tedesca viene sottolineato il ruolo chiave della Germania nella concezione iniziale delle T ed evidenziato il fatto che la Germania è geograficamente collegata all'Euregio Mosa-Reno a ovest della Lusatia ad est. Questa posizione unica offre un naturale ruolo di ponte tra potenziali siti candidati e sottolinea la responsabilità della Germania di costruire in modo costruttivo e inclusivo al processo di selezione dei siti in corso. L'isola penalizzata? Un ponte ideale nel nord Europa che potrebbe in qualche modo penalizzare la candidatura del sud, ovvero quella della Sardegna. Marco Pallavicini, vice presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rassicura: la candidatura tedesca è un arricchimento. Dal punto di vista scientifico, una maggiore competizione, soprattutto se l'ingresso è quello dell'avanzatissima Germania, non può che avere ripercussioni positive. Inoltre, avere due candidati nel nord Europa non produrrà effetti negativi sulla candidatura del sito a sud, ovvero Senato, bensì potrebbe aprire nuovi importanti scenari. Noi, aggiunge Pallavicini, stiamo portando avanti il nostro progetto, ma c'è grande collaborazione. Per questo, ampliare il ventaglio di competitor che possono in prospettiva diventare partner rappresenta sicuramente un fatto positivo che non possiamo che accogliere con favore. Stiamo a vedere. Comunque non essere scontento, lo so, complottista da Kinarana, chi sai stai telescopi deve porre sai scoria radioattiva. Oh, a dite non arriviamo. A dite non arriviamo. Allora, corsa a 3 per la Stai Telescope, questo è il Nuova Sardegna, quelli su Unione Sarda, scende in campo anche la Germania. La Lusatia sfida l'Ula e la regione Mosareno per l'assegnazione dell'osservatorio fisico dell'osservatorio. Il fisico Ferroni narra: dobbiamo trovare il miglior sito, la competizione è importante. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Sanità. La Sardegna, maglia nera, pronto soccorso, 3 ore di attesa. I dati del rapporto Agenas fotografano il sistema di assistenza in affanno nei reparti di emergenza, urgenza nell'isola, le file più lunghe d'Italia. La ricetta qual è? Ridurre i tempi. Ecco qua qual è la ricetta, e cioè le proposte del segretario regionale del CIMO FESMED, Luigi Magia: medici presenti nel territorio, 118 da riorganizzare, più guardie aperte. Arrazza ricetta e chi non riesce fino a 6. Luigi Magia, segretario regionale del CIMO FESMED, insieme alla ANAO, Assomed, i sindacati più rappresentativi dei medici, hanno chiesto un commento sui dati che riguardano la Sardegna. Qual è l'elemento più preoccupante che emerge dall'indagine? L'accesso definito inappropriato al pronto soccorso per il 60% dei casi. Quanto segnalato all'Agenas è l'ennesimo dato allarmante sulla salute precaria del nostro servizio sanitario. Riferendosi alla Sardegna, cosa emerge? Che il medico di medicina generale qui è il primo presidio territoriale per la cura dei pazienti. Il numero di essi e delle guardie è diminuito drasticamente. I territori periferici sono privi di queste figure fondamentali. Tappano da sotto scappare chi non li schiede.
Vabbè. Tumori della cute, diagnosi e terapie, sabato all'ISRE, specialisti a confronto, giornata di formazione organizzata dalla SL3 e dal CAS del San Francesco, un corso insomma di aggiornamento. Domani si terrà un'importante giornata di studio all'Auditorium Giovanni Lillio del Museo del Costume, dove verrà ospitato il convegno dal titolo Settimo Focus EAD and Neck Cancer, i tumori della cute, non melanoma, cioè non solo melanoma, sfide terapeutiche attuali, che vede tra i responsabili scientifici la dirigente medico-oncologo nuorese Maria Cristina Santona, responsabile del CAS, Centro Accoglienza Servizi Oncologici dell'Ospedale San Francesco di Nuoro. Sarà una giornata di formazione e confronto, spiega Santona, che riunisce dermatologi, oncologi, chirurghi, patologi, radioterapisti e altri specialisti per offrire un focus sul miglior percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente affetto da tumori cutanei con melanoma dalla presa in carico al trattamento del paziente. Tutto il percorso, insomma. Chiude la galleria di Pratosardo, viabilità da stasera alle 22. Chiude la galleria di Pratosardo, disagi sulla 131 di Siena. Ancora disagi, ma questa volta saranno limitati alla notte in arrivo per gli automobilisti nuoresi e non solo, che nelle ore notturne di oggi percorreranno la strada statale 131 di Siena, la principale arteria di collegamento tra Nuoro, Olbia e il resto dell'isola. ANAS ha infatti annunciato la chiusura totale stanotte di entrambe le carreggiate direzione nord e direzione sud, nel tratto compreso tra il chilometro 50 e il chilometro 61, ovvero dallo svincolo di Pratosardo all'ingresso di Nuoro, fino a quello di Marreri, per consentire gli interventi di manutenzione della galleria di Pratosardo. Durante i lavori tutto il traffico verrà deviato all'interno del centro abitato di Nuoro. Gli automobilisti provenienti da Cagliari e Sassari dovranno quindi obbligatoriamente uscire al primo ingresso di Nuoro Pratosardo, mentre chi arriva da Olbia dovrà imboccare lo svincolo di Marreri. L'intervento, spiega ANAS, è necessario per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della galleria e rientra nel programma di manutenzione straordinaria lungo la strada statale 131 di Cienne, una notte in cui il percorso tra le vie di Nuoro sarà l'unico possibile per chi è diretto da o per Olbia, il porto o l'aeroporto. Ma meno male che solo per una notte. A Banoa, concorso per 389 assunzioni, operai tecnici e manutentori della depurazione. Il settore sarà curato dall'ente. Sottovalutato il numero dei cormorani nell'isola, pescatori in piazza. Il 31 ottobre, protesta a Cagliari sotto l'assessorato regionale dell'ambiente. Pescatori per dei compendi ittici sardi sul piede di guerra e pronti a manifestare sotto l'assessorato regionale dell'ambiente a Cagliari il 31 ottobre. In particolare Lega Coop, AGC, Confocooperative, Armatori MP e Armatori MP. Insieme lamentano i danni subiti dai cormorani che da ottobre fino a marzo invadono le lagune dell'isola. Secondo le associazioni si parla di una presenza totale che sfiora i 15.000 esemplari, uccelli voracissimi che, secondo gli studi scientifici condotti in Sardegna, mangiano in media circa 350 grammi di pesce al giorno. Sempre secondo queste stime, da qui a marzo 2026 ogni cormorano mangerà 63 kg di pesce, 1.000 esemplari
ne avranno mangiato 63.000 kg, 15.000 esemplari ne avranno mangiato 945 kg, che per un prezzo medio di 7 euro al chilogrammo significa un danno complessivo alle imprese sarde che può superare i 6 milioni di euro ogni anno. Il cormorano è una specie protetta dalle direttive comunitarie, per cui l'unico strumento attuale è quello della compensazione dei danni alle imprese interessate. Tuttavia i calcoli attuali dall'assessorato regionale dell'ambiente, secondo i pescatori, sarebbero farraginosi e la presenza di cormorani verrebbe in sostanza ritenuta non superiore a 2-3 mila esemplari, cosa che si traduce in un danno netto per i pescatori. Da qui la ragione dello stato di agitazione della mobilitazione che sfocerà nella manifestazione del 31 ottobre a Cagliari. Insomma, vabbè, amus compreso. Pescatori spero che a pescare. Issa Banca, Enologia, l'associazione visita le cantine e il territorio tra l'Ogliasta e il sud Sardegna. Le donne del vino, alla scoperta della Blue Zone. 50 produttrici, sommelier e professioniste del vino da tutta Italia, guidate dalla presidente Daniela Mastro Bernardino. Sono arrivate in Sardegna per un viaggio studio tra cultura, ricerca e tradizioni. Fino a domenica l'isola accoglierà le socie dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino in un itinerario che unisce la scoperta dei vitigni autoctoni sardi e la riflessione scientifica sui segreti della lunga vita. Vabbè, lunga vita, leite. Allora, il momento centrale sarà la tavola rotonda, vino e longevità. Ma domani alla Nusei, nel cuore dell'Ogliasta, una delle Blue Zone del mondo. All'incontro parteciperanno esperti di viticoltura, medicina e cultura del vino, come Gianni Lovico di Agri Sardegna, responsabile del progetto Achinas, Luca Deiana, già docente dell'Università di Sassari e studioso dei centenari, Mariano Murro, presidente di Assoenologi Sardegna, e Angelo Concas, enogastronomo e sommelier. A moderare sarà Rosella Pisano, socia dell'associazione e maestro assaggiatore di vino. Quindi sul tema est vino e longevità, cioè praticamente la risposta è già data dei tesi che ne fate. Ma chi sia vero, Napo dubbio dura smetta. Progressisti, ippositi, appoggio esterno, no? Che sono le donne della regione, su Campo Largo, praticamente bestessata, quota progressista, chi non rappresenta pulso progressista sono pettinne delu cambiare, ma torre a che turica surda. Insularità cruciale per attuare lo statuto, cioè praticamente pettire miseria, attuare le prerogative dello statuto speciale, impostare un nuovo rapporto tra Stato e Regione e il pieno riconoscimento del principio di insularità. Questi temi sul tavolo della riunione della Commissione speciale per la legge statutaria e le norme di attuazione dello statuto, che ieri in audizione ha sentito i componenti della Commissione paritetica Stato-Regione, Gian Mario De Muro, presidente, Eugenio Annichiarico, Gabriele Satta, Tommaso Edoardo Forsini. La nuova paritetica si è insediata a luglio e ha già esitato 2 testi per il trasferimento di competenze alla Regione in materia di vigilanza sulle cooperative e acque pubbliche, escluso il demanio marittimo. Avviato inoltre il percorso per la definizione degli usi civici, materia particolarmente complessa che interessa 340 comuni su 377. Il presidente Di Muro ha indicato il principio di insularità come punto di riferimento su cui imbastire norme che portino alla sua concreta attuazione, cioè che su Bonetè in mano rappettire a Roma me le scienze. Abbiamo ora
la grande occasione di costruire norme ispirate all'applicazione di questo principio in materie come la continuità territoriale, l'energia, l'istruzione e la cultura. Anche per il presidente della commissione speciale Piero Comandini occorre dare piena attuazione al principio di insularità. Tutti in cui prima hanno promesso Mares e Monte che non aveva iscritto in Costituzione tutto il risultato, ma invece Gai non è stato. Sanità, la beffa degli SMS e il nuovo CUP è lontano. Liste d'attesa infinite, ticca, riformatori narrata più risorse ai privati accreditati e controlli. Più risorse ai privati accreditati e controlli. Messaggi per disdire le visite, ma i pazienti temono le truffe, e cioè chissà se i sardi avranno un nuovo CUP, centro unico di prenotazione, in tempi più brevi di quelli per una visita specialistica o un esame diagnostico. Al via l'innovazione del CUP per ridurre le liste di attesa, annuncia la Regione, ma il bando per il nuovo servizio è ancora lontano. È appena stata affidata la partita alla centrale unica di committenza, che assieme agli altri attori istituzionali dovrà mettere in piedi un tavolo di progettazione e definire contenuti della gara. E vabbè. Le azioni e i privati, gli interventi, i privati per Umberto Ticca lo scenario è drammatico e i roboanti annunci della giunta non servono a nulla, sono necessari interventi di impatto. Nel breve periodo l'unica misura ad avere efficacia per abbattere le liste d'attesa è rafforzare la dotazione economica destinata ai privati accreditati, programmando sin da ora il budget 2026 in modo che le strutture possano organizzarsi e aumentare l'offerta. Parallelamente servono controllo e valutazione dei risultati. Poi l'altro problema, l'allarme. Il problema sta negli SMS truffa che stanno girando ovunque. Ad esempio, la SL di Oristano una settimana fa ha lanciato l'allarme. Stiamo ricevendo le segnalazioni di persone a cui è stato inviato un messaggio con l'invito a chiamare gli uffici ASL. Attenzione, si invitano i cittadini, come da indicazioni della polizia postale, a non rispondere e non comporre il numero indicato, la cui finalità è probabilmente quella di far chiamare un numero a pagamento, assorbendo così tutto il credito telefonico della vittima. Hai capito? In che consiste questo SMS truffa? Bene. Allora, Ben, tu sei noi, con la nuova, cioè il giornale, il libro che parla di bullismo. In edicola da domani il romanzo di Obsurn. Una bella iniziativa, si chiama Ben, anzi Dario, Giorgio o forse Susi, ma potrebbe chiamarsi Paolo, Antonio, Francesca, Valentina, perché Ben è tutti noi, quello che siamo e quello che proviamo, quello che facciamo e non facciamo per noi e per gli altri, quello che pensiamo e che gli altri non riescono a capire, sino a quando non diventano noi, si immedesimano nelle nostre paure, debolezze, nei nostri sentimenti più intimi, cioè Ben è uno chi subito il bullismo. Ben è un ragazzo che nella vita ha deciso di diventare bull, per reazione. Voleva attirare l'attenzione ed accendere i riflettori su di sé per illuminare una vita serena solo all'apparenza. Ben è diventato un bullo nel tentativo di risvegliare l'attenzione di genitori distratti che lo coprono di regali e di vizi, ma non lo ascoltano. Vita di superficie nella quale Ben pattina e fatica, picchia i compagni, dice le bugie, è crudele, gode del rispetto forzato dei coetanei, ride di fronte alle disgrazie altrui, sino a quando nella sua vita non accadrà qualcosa di dirompente che porterà alla spiegazione di tutto.
Bene, il protagonista del libro a fumetti che sabato 25 ottobre sarà disponibile in edicola insieme alla Nuova Sardegna al prezzo di 7,90 € più il quotidiano. L'autore è Philip Osborne, apprezzato scrittore per bambini e ragazzi tra i più in crescita nell'ambito letterario internazionale. Ebbene, un libro interessante di sicuro. Abbanoa sul futuro Abbanoa sul futuro e tutti contro tutti e prende corpo l'ipotesi di una gara. In campo Regione, Egas e i due principali capoluoghi. In gioco l'affidamento del servizio idrico. Cioè praticamente non c'è pace per Abbanoa, la società è sull'orlo del precipizio e non per sua scelta, ma per una serie di azioni di chi ha in mano le chiavi della gestione del servizio idrico integrato. Egas, Regione, Comune, soprattutto i due capoluoghi. In mezzo leggi e regolamenti comunitari, tentativi di sgambetti, consulenze d'oro, alcune solo annunciate, altre emesse, per mettere fine ad un pasticcio che risale indietro nel tempo, ma che deve trovare soluzioni entro l'anno. Il punto è che ad oggi la volontà di risolvere un problema del genere non c'è da parte di molti dei protagonisti, ciascuno più impegnato a giocare una partita in proprio che a fare squadra. Sullo sfondo una lotta di potere e consenso politico trasversale con evidenti segnali di do ut des tra gli schieramenti. All'esterno soggetti privati con le spalle larghe e competenze adeguate si preparano a fare le loro mosse. Il pasticcio di questi giorni nasce nel 2012-2013. A quella data la regione era socia di Abbanoa, ma prima di lei come quote c'erano i comuni di Cagliari e Sassari. Negli anni la regione, prima con Cappellacci e poi con Pigliero, decide di immettere progressivamente liquidità nelle casse di Abbanoa per 180 milioni, aumentando la sua partecipazione azionaria e definendo la governance, cioè nominando praticamente in solitaria gli amministratori. Quell'anno però due delibere di ARERA, Autorità dell'Energia, Reti e Ambiente, eccetera, e la GCOM, Autorità Garante della Concorrenza e il mercato, chiarirono che la Regione non poteva detenere in Abbanoa una partecipazione superiore al 20%, non possedendo beni né infrastrutture. La Regione non riduce la sua partecipazione al 20%, prevede con una legge che quando si sarebbe votato per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, il suo voto sarebbe stato ridistribuito tra i comuni, con Cagliari e Sassari che da soli arrivano ad un terzo delle azioni di Abbanoa. La legge indica anche che il controllo su Abbanoa sarebbe stato svolto da un terzo soggetto, in questo caso l'ente che assegna il servizio idrico integrato, cioè Egas, l'ente di governo dell'ambito Sardegna, che rappresenta tutti i comuni sardi, ciascuno con quote in base alla popolazione. Insomma, la cosa sta andando male. La società è patrimonio di tutti i comuni sardi. La Presidente Todi interviene sul dossier e chiude la porta ai privati e alla gara di affidamento del servizio. Beh, in questo caso applaudimelo Todi. Nessun dubbio o tentennamenti, la gestione dell'acqua rimarrà in mani pubbliche. I comuni e la regione avranno un ruolo decisivo da qui ai prossimi mesi. Alessandro Todi interviene con nettezza sul dossier Abbanoa. Coloro che remano contro l'acqua pubblica abbiano il coraggio di dire che non vogliono tenere l'acqua pubblica. È troppo facile sottoscrivere un accordo elettorale che dice che dobbiamo mantenere l'acqua pubblica, dichiara la Presidente, e poi lavorare diversamente sotto banco. Noi abbiamo promesso ai nostri elettori che l'acqua rimane pubblica, lo farò
io farò tutto quello che posso affinché l'acqua rimanga pubblica. La Presidente conferma che non ci sarà alcuna gara entro dicembre. Stiamo seguendo un percorso differente, partendo dall'escludere gli aiuti di Stato, con la restituzione dei soldi da Abbanoa alla Regione. Tutto ciò per assicurare una buona gestione dell'acqua con i comuni che porta benefici. I sindaci, i cittadini lo stanno già vedendo. Credo che nell'ultimo anno e mezzo, da quando è cambiata la gestione di Abbanoa, non abbiano mai visto un ente così rispondente. La questione è una: cosa succederebbe se l'acqua venisse gestita da un soggetto che invece di rendere conto ai comuni rende conto agli azionisti e ai fondi di investimento? Che garanzie di investimenti nelle aree periferiche vi sarebbero? Vorrei che coloro così appassionati ai progetti di privatizzazione lo dicessero. E infine un appello a tutti i sindaci, partendo da una esperienza personale. Nella mia professione ho lavorato anche in Cile, ho toccato con mano cosa vuol dire per il mondo delle campagne e per i piccoli centri avere l'acqua gestita da privati. È un'esperienza che non voglio provare e che so che nessuno vuole in Sardegna. All'ultima assemblea dei soci, 13 mesi fa, i sindaci di destra e di sinistra hanno decretato che volevano un progetto di acqua pubblica. Hanno chiesto che la società venga rilanciata. Penso che i sindaci in questo momento vogliano più gestione dell'acqua fatta per loro che non e non più gestione dell'acqua fatta da privati, che magari guardano altre cose che non sono esattamente il bene pubblico. Certo, baita la bussacca, baita. Quindi in questo caso completamente d'accordo, chissà Presidente. Non corremo su carri in trascorrere, ma in questo tempo. Il lavoro in Sardegna resta ancora precario, Desire manca, nel Sulci la situazione è drammatica. Al fianco dei lavoratori investito mezzo miliardo di euro. La proposta salario minimo 9 euro all'ora, guardiamo ai giovani e alla parità di genere. Con la stessa proposta che Scolani in Consiglio regionale, ma posso scontato adesso regione 9 euro sono già superato. Arriviamo alla politica internazionale, asse USA Europa sulle sanzioni, restrizioni sul petrolio di Mosca. Da Washington sì alla fornitura di Patriot all'Ucraina. Putin si è scampiato in televisione, hanno detto che non gli importa nulla, vabbè. I Dimos l'hanno dato Trump dai no al mese. Drone russo centra l'auto e uccide 2 reporter di guerra. Il drone russo ha ucciso 2 giornalisti ucraini, mentre un terzo è rimasto ferito nell'esplosione dell'auto su cui si trovavano, ferma ad una stazione di servizio di Kramatorsk per fare rifornimento di benzina. Sale così ad 8 il numero dei cronisti uccisi in Ucraina dall'inizio dell'anno, secondo i dati della Federazione Internazionale dei Giornalisti, che conta oltre 90 morti in tutto il mondo fino ad oggi, oltre la metà, 49 a Gaza e in Cisgiordania. La reporter Olena Ramova, 43 anni, il cameraman 33 anni, Yemen Karmazdin, 2 veterani del conflitto, sarebbero morti sul colpo quando il drone ha centrato l'auto. Un terzo membro del team, l'inviato speciale Oleksandr Kolkiev, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, riferisce la loro emittente Freedom TV. Erano sempre i primi ad arrivare ovunque per raccontare la verità sui crimini dei russi, ha scritto il capo dell'amministrazione militare ucraina della regione di Donetsk, pubblicando le immagini dell'auto sventrata, il bagagliaio carico di giubbotti antiproiettili. E invece lo hanno bombardato con un drone. Però, posso puppasto davantioso di Trump, l'autarchia, questa soluzione di tutto il male. Il presidente Trump avverte Netanyahu, la Cisgiordania non sarà ammessa.
il presidente, ha dato la mia parola ai paesi arabi, Israele blocca il progetto di legge. Ma stiamo a vedere a bloccare. Andiamo all'ultima pagina de hoy, che siamo già in 40 minuti. Sanzioni su petrolio e gas, tensione Occidente-Mosca. Gli aerei militari russi violano lo spazio aereo lituano. Gli USA, Israele non annetterà la Cisgiordania. E va bene, e quindi assalto al pullman dei tifosi fermi confermati per i 3 ultras. E quindi pure 20 anni di aerei scuto preta a puntita. Allora, tancamos. Gitenova Racchini su sa sigla la tancatura. Sulla TV buon lavoro, Michelino Carta saluto. A mezzo vedere di buona tutto dai vizi TV e mezzo a casa.